fascisti, antisemiti, vergognatevi, state distruggendo questo paese. Vergogna! Vergogna! Antisemita, fascista, vergogna! Dopo essere stata identificata, sono arrivati i primi provvedimenti da parte della questura nei confronti della donna che domenica mattina ha inveito contro i militanti della Lega che avevano allestito un banchetto di raccolta firme in Piazza della Frutta a Padova, arrivando anche a sputare contro il consigliere regionale del Carroccio Fabrizio Boron. La 39enne di Mortise ha ricevuto un avviso orale da parte del questore di Padova, Paolo Fassari. Si tratta di un ammonimento in caso di recidività. La ragazza dunque rischierebbe provvedimenti più seri. Intanto nella giornata di martedì la consigliera comunale Wanda Pellizzari insieme a Federica Pietrogrande, entrambe testimoni domenica dell'aggressione verbale, hanno sporto denuncia nei confronti della 39enne.